io sento proprio una connessione con le mie piante. Tante volte si dice avevo un sogno nel cassetto, ecco, questo era proprio il mio sogno. Ciao ragazzi, elicriso, malva o issopo? Per avere una risposta competente e seria dovete affidarvi, come del resto ho fatto io, a Maddalena, qui nella contrada dove lavora a Cenise di Sotto, alle porte di Bosco Chiesa Nuova. E allora voi mi direte, ma chi è Maddalena? Maddalena è innanzitutto un'innamorata della sua terra, la Lessinia, che lei racconta attraverso le piante aromatiche che lei coltiva e in parte raccoglie a livello spontaneo. Quindi, per farvi qualche esempio, elicriso, issopo, santoreggia, il sambuco e poi la calendula, la malva e molti altri fiori eduli che lei per l'appunto coltiva e produce, raccoglie per poi farle diventare dei prodotti assimilabili attraverso le tisane. Ed è un lavoro che si svolge in strettissima connessione con la natura e con un ambiente che è praticamente integro, anche grazie a chi come lei è particolarmente attenta alla cura dell'ambiente. Ma soprattutto questo lavoro per lei è la concretizzazione di un sogno che iniziò fin da quando era piccola. La mia passione parte da molto lontano, da quando ero piccola. Ho le foto di quando ero piccolina con in mano i fiori che raccoglievo ovunque e ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia, a parte qui a Bosco Chiesa Nuova, quindi immersi nel verde, ma una famiglia che ci ha sempre portato nel verde, quindi a raccogliere erbe spontanee che mangiavamo, che utilizzavamo. Quindi è una passione che parte molto da lontano. Poi negli anni si è un po' focalizzata sul settore delle officinali. Ed è una terra ricca di erbe questa? È una terra ricca e una terra che dà tantissime possibilità, sia per quanto riguarda la piantagione che per la raccolta proprio spontanea. Per la quale però non puoi andare così. No, assolutamente. Per legge è necessario un patentino che si consegue dopo un corso di 70 ore, quindi un corso bello impegnativo. È appena stato fatto il primo corso in Regione Veneto e noi siamo proprio i primi patentati, mettiamola così. Coltivare queste piante officinali e questi fiori eduli non è un puro e semplice lavoro agricolo. Chiaramente sul campo occorrono le competenze agronomiche, altrimenti non si va da nessuna parte. Ma è poi in post-produzione, ovvero nella lavorazione che c'è dopo la raccolta, che si rivelano altre attitudini professionali, che sono quelle a cui Maddalena attinge per rivelare, per far risaltare le potenzialità e le peculiarità di questi fiori e di queste piante, che poi devono essere a loro volta ritrovate nelle tisane che lei produce. Io sono laureata in agraria, settore paesaggistica, e negli anni ho proprio seguito diversi corsi, principalmente con la FIPPO, che è la Federazione Italiana Produttori Erbe Officinali. Proprio perché volevo essere sicura di quello che coltivo, di coltivare nel modo corretto. Anche le piante stesse che ho acquistato sono tutte da vivai che aderiscono alla FIPPO, che quindi hanno proprio solo piante officinali biologiche. Cosa coltivi, Maddalena? Allora, sono partita con una decina di specie che si sono poi un po' allargate nel tempo, lavanda, melissa, menta piperita, elicriso. Come si svolge materialmente il tuo lavoro? Il mio lavoro parte dal seme, perché molte piante proprio le coltivo dal seme, quindi si piantano, poi si raccolgono nel momento balsamico corretto, che è il momento in cui ogni pianta è più ricca di oli essenziali, e una raccolta sempre manuale, pianta per pianta. Poi vengono fatti dei mazzetti, oppure nel caso dei fiori vengono messi su delle griglie e essiccati fino ad arrivare a un 12% di umidità, che è proprio l'umidità che permette di avere una conservazione ideale, diciamo. E dopodiché le piante vengono sfogliate a mano, selezionate e conservate fino a quando vengono poi miscelate per produrre le nostre tisane.
Maddalena e le piante, Maddalena e le sue piante, un rapporto veramente speciale iniziato fin da quando era piccola, come avete sentito. Ma la cosa bella, che è quella che veramente mi ha colpito perché testimonia la forza della sua passione, è il fatto che questa sua attività, questo lavoro ha coinciso con un ritorno a casa. Perché dovete sapere che Maddalena, prima di avviare questa attività, ha svolto diversi altri lavori, anche diametralmente all'opposto, agli antipodi rispetto a quello che fa oggi, a contatto con l'ambiente, con la terra, con la natura. Ha fatto tanti lavori, nel frattempo ha formato anche una famiglia e soltanto 2 anni fa ha deciso di iniziare ufficialmente l'attività agricola, che ha coinciso con un ricominciare da capo e da casa sua. Quando sei partita con questa attività, Maddalena? Sono partita nel 2013, e l'anno che abbiamo piantato tutte le piantine, 15.000 piantine, e invece per quanto riguarda proprio la vendita diretta siamo arrivati nel 2024, sia qui in azienda con un punto vendita inserito all'interno del Museo della Contrada e promuovendoci in diverse situazioni, mercatini di Natale, mercatini del circuito slow food, in alcuni punti vendita, sia qui a Bosco Chiesa Nuova che a Verona, fortunatamente. Senti Maddalena, un'attività come la tua aiuta la sostenibilità? Assolutamente. Il mio obiettivo principale era quello di creare una realtà che fosse sostenibile sotto tutti i punti di vista. Ambientale, perché comunque penso che sia fondamentale che l'agricoltura diventi un'attività che si integra nel territorio. E anche da un punto di vista personale e umano volevo che fosse un'attività assolutamente sostenibile, anche perché una delle mie priorità è la famiglia. Io ho 2 bimbi piccoli, l'azienda è il terzo bambino mio, diciamo, però mi dà la possibilità di essere presente nella vita dei miei figli, che è fondamentale. Senti Maddalena, cosa sono queste piante per te? Ah, è una domanda impegnativa. Io sento proprio una connessione con le mie piante. Per me sono parte proprio di quello che sono io, della mia vita, del mio percorso. E quindi quando io le raccolgo, quando le tratto, è proprio terapeutico. E credo che sia importante promuovere proprio una vita più lenta e un benessere proprio che ci dà la natura, lo stare in mezzo alla natura, nel sentire i profumi, nel bere una tisana, è proprio un rituale di benessere. Quindi tutto è pensato per restare ancorati al territorio? Assolutamente. Noi siamo partiti dalla contrada, che è la nostra contrada Cenise di Sotto, e abbiamo voluto mantenere in tutto il legame con la nostra terra, tant'è che anche le nostre miscele di tisane hanno un nome, ognuno diverso ovviamente, come le contrade. Per esempio Cenise ovviamente, anche Merli, che è la contrada dove ci siamo sposati io e mio marito, per esempio, o Scandole, che è la contrada dove è nata la mia mamma. Anche il liquore che produciamo ricorda proprio la nostra contrada, si chiama Gensis 1548, perché Gensis è la parola latina da cui deriva proprio il nome Cenise. E 1548 è una pietra che abbiamo qui in contrada, una contrada ovviamente di antica origine la nostra. Sei felice di fare questo mestiere? Oh, assolutamente, mi sento finalmente arrivata dove volevo, proprio non so come dire, tante volte si dice avevo un sogno nel cassetto, ecco, questo era proprio il mio sogno e ora che lo sto realizzando mi sento proprio a posto con il mondo, non so come altro dirlo. Ecco qui. E questa tisana azzurra? Questa tisana azzurra è una tisana di fiori di malva, Che bello! che grazie ai suoi antociani ha questo colore meraviglioso. E adesso preparati a questa magia incredibile. Ah, non è finita? No, assolutamente. Ma cava il limone, giustamente, dà un sapore... Ma cambia colore? Hai visto? Non è una magia? È diventata rosa! Guardate ragazzi, bellissimo, bellissimo! È stupenda! Ed è una tisana questa che... Allora, cosa aiuta? La malva è una pianta che veniva chiamata omnimorbia, vuol dire che cura qualsiasi male praticamente. È una pianta addolcente, ricca di mucillagini, fa bene a tutte le mucose praticamente, gola, stomaco, intestino.
è veramente una pianta Certo che eccezionale, oltre che bellissima. le erbe sono una farmacia naturale incredibile, Sì, vero? è un mondo che va un pochino riscoperto. Posso Assolutamente. cominciare a riscoprirlo con i biscottini? Sì, ma Ho anch'io, questa eh. deviazione professionale, vero? Ah, Biscottini con i fiori di lavanda. mm, Ne mangio uno anch'io. mamma mia, sono squisiti. Ragazzi, Lavanda qui appena vedete raccolta. un sacco di preparazioni fatte da Maddalena. In un contesto, questa contrada Cenise di Sotto, che sembra un pezzo di presepe, è veramente bellissima, è rimasta immutata grazie soprattutto all'impegno dei residenti. Ma ci torneremo molto a breve perché c'è una sorpresa di cui non accenniamo niente, vero? Sorpresa. Acqua in bocca, anzi, biscottini in bocca. Esatto. Ciao ragazzi. Che buoni. Vero che sono buoni, perché si sente la lavanda, sì, Mi fai tu? fresca. Infatti io questi, con la frolla classica e un po' di